ma sì, va. Insomma, sì. Ma per gusto, insomma, sì, Non mi faila stavolta. Gusto. Senza sgrande grande, poi a fare senza sgrande. Non mi faila. Che l'avrei in giro. L'avrei in giro dopo tutti sti anni che non mi travagliato tanto. Mi faccio il burichè. Oh già, mi sono Michele al burichè. Lei una cinquantina di burrico. Ne avevo figato prima, poi quei due è morto e quei due scappa via. Ma adesso se Dio vuole, avanti che studia poi, se devo catene d'auto il burrico. Finalmente, mi car gusto, sì, insomma, sono arrivato a Natale belle stani, ma le nani in marca, così per li marcherò sull'almanacco, perché così è Natale del 1971, che non ne parleranno poi, ne ricorderanno di questo Natale. E ti dici, ma con le capitaie, che le casca giù l'ultima muraia, l'ultimo tocco di pera, patapum, una bella scioppa di mine e voilà, alle due artasse il pertus. E sai proprio come è la storia, perché me lei viveva tutta questa storia, me l'hai incamminato con i miei burric, andai a presa che è là che per le morte, povero, la potuto neanche vede che l'idea sua sarebbe per diventare una realtà. Il pertuso l'è fatto, ma che è là, medaglia, François Medaglia lo chiamavo. E faceva un po' tutta, era un commerciante, ma a me mi ricordo, se mi ricordo. Allora noi da me era di San Michele, l'avrei da bisogno di Toburico per portare su il materiale, portare su roba, sai, arriva un professore da Turin, un professore, mi si sapeva qual era un professore. Per me era come tutti gli altri. Con una bella barba, ben vestito, il cappello in testa, no, le scarpe lustre, ma poi le gavassi, quando non camminare a piedi su per la montagna, perché che lì, e tu sai il gusto lungo era che lì mi car gusto, era un geologo, una parola, guarda, mi l'avevo mai sentito una parola parai, ma sempre stai da presa in burrico, che ne sai del geologo, che belli feie, le parai, che si studiava le pere, noi le pere i Piomacaus, le pere i Campomandoira, le pere hanno fatto intrampare il burrico, e invece che sì le pere io studia. Oh già, io studiava e là Monsieur Medaglia l'aveva fatto venire su da Turin perché aveva da bisogno che studiasse bene la montagna, quella montagna che noi per carità non ma sempre in montagna insieme, sai, là, perché quante volte con i miei burrico sono montato su Rosmol, le volte che sono andati su Rosmol e fino al piano azzurro, una volta per Marghè, una volta per un'altra roba, quando che chiamavo un burrico, ne chiamavo due per portare su alle miande che era là, quando era Palafioca, perché d'inverno, che fioca che l'hai visto, che fioca che io mi sia, mettere di fioca, e quando poi e qualche poi capitava d'altro che la fioca si distaccava il corno, si giù, faceva la malanca, arrancava via tutto, portava via la mulatera, portava via fino ai burrico se ero per lì. Ma a me, quando era pericolo, e sono un po' folle, car gusto, che credete, sono un po' folle, facevo il burrichè da una vita. E prima di me lo faceva mio padre, e alla mostrarmi tutte le malizie, e non lascio pas fregare, basta così. E allora diceva che
che con quel professore lì si monda, si monda, non parai, non mai sentito su da sé, noi altri lo ma tutti gli altri nomi delle persone, si monda, ma che monda non cavello. E fatto sta che sì, dai su, montava su, calava giù, misurava, guardava, piava tocca e pere, e poi tornava a misurare, e poi scrivia, si a scartare, e poi portava via tutti quei fei, poi arrivava con altri fei più grossi, tipo il mio, mi sei pa, mai visto una roba pareja, ero tutti rotolati, un drollo, il mio bergamino, va a sapere. E lì in cima c'era tutte righe di roba colorata, ma chi la capia? Me sono che burriche che ve che capisco, mi capisco di burric e punto e basta, e sei da stigmi un maschio da una femela, ma mi frego per pa, mi sei dal mercato a contrattare il burrico e per pagnun cam la conta, la so per pa frega e basta che sia, caro ti, me car gusto, ti l'avrei da mostrare da roba ti, ma ti che ve le fai, ti, et la quattro vacche, due crave, e vivi lì e con la frega tutta interessa pa di ste robe sì. Ma mi vai contenti agli stessi, mi vai contenti agli stessi, perché in che è Natale del 1171, e dopo che mi l'aveva prestato il burrico e con là l'erano dai su e tu e là e poi in medaglia parlavo tra loro, parlavo scia, si sbuttavo un cantone e se la contavo. Mi pensai pa che l'avrei soltanto dal contesimo. Fesoi, mi sono sempre fame in me a fe, perché sai che se fai i tuoi affetti vivi più in peso. E fatto sta che alle passai tanti anni, poi col Monsulì, col tal Medaglia, un bel dì, le morte, era giù a Susa, pensa te, neanche a morti a Bardoneccia, suo paese, ma le morte a Susa. Mi Susa sono dai una volta o due, sono dai perché con me burrico doveva fare trasporto, doveva fare lavoro. E per capire, dal Susa dove che vada a fare lavoro con i burrico, su al busnis, su, per quella strada che l'andime che la via fa la fe, mi l'andime, ma mi sei pa, me lo conosco pa che è lì. Un certo Napliun, una roba parecchia, ma mi si chi sai chi calè, ma mi si chi sai chi calè. Mi se tanciamo i nomi di me burrico, sei ditti e tutti dal primo all'ultimo e sbaglio per pa, e sbaglio per pa da uno all'altro, i conosco tutti dalla maccia, dalla cua, dalla punta di orecchie, da come camarcio, mi sei dite col calè, sei dite il nome del burrico, ma me col Napliun, boh, sei pa. Ma mi interessa pa, mica un Napoleone, sarà già morto su tracchi, lo so. Come sia, è montato su per quella strada sul Musnis, ma questa è un'altra storia. Mi dite, voi contente, e l'onca le capitaie dopo, e passai un bel fai d'anni, da quando che le morti lì col medaglio, e noi sì, la Valada, sì, la Cumba Bardoneccia, tra il Melle, Zette les Arnaud, un po' da sì, un po' da là, e quelle che sì, montavo su, da giù su alle Grange della Ronda, da giù su a Valle Stretta, da sì, facevo fare niente, mi sempre lavorare con i miei burrico. I miei burrico da adesso neanche capisco là perché sono morte, catane d'auti, nessuno d'auti e la vita va avanti e il burrico a cambio. Come cambio l'uomo, cambio il burrico. Però se avrei a passare per me non che fanno il burrico piuttosto che l'uomo, perché il uomo ne è tanti che sono più burrico che il burrico. Ma torniamo alla nostra questione. Passai un bel fai d'anni, mi con il mio burrico continuavo a lavorare e un bel dì arriva su tutta una scarampola di persone con la carrozza, sono arrivati su un carrozza tutti con quei capelli lunghi mio e canon da stua, neri, vestiti neri, tutti con la barba nera,
e tutti che smiavano di loro, ma una roba, ma neanche fosse stai al Padre Eterno passaggi sulla terra. E allora sti miunsu, tutti ben vestiti, e la tornano a camminare, andare attacca alla montagna, dove era già andai, medai, ma un po' più basso, medai, facendo a mun, facendo monte su, e che mi diceva, ma quando mi fai la su, ho parai che poi d'inverno a fioca, e poi dopo pa, che belle febbre lì, che diceva, ma vedràs, Michel, che belle lì, andi, e farò un pertus, e indrinta quel pertus, e sai cosa capita? E passerà il treno. Il treno. Bel dì, parliamo a me del treno. A me, il treno in plura. E era una parola come un'altra. E mi aveva quasi una bestemmia. Che io mai mai sentito una parola parai. Neanche Don Giuseppe in chiesa alla messa, alla domenica, alla predica, alla mai parlato del treno. Mai nominato il treno. Negli Vangeli si parla pas del treno. Nella Bibbia si parla pas del treno. E allora mi conoscei del treno, non sapeva niente del treno. E chi parlava? Michel vedràs, drinta in pertusa, in la montagna. Per carità, mi ne dire, ma musi me dai, ma che lascia perdi in defet pertus la montagna che poi hai trocca tutta sulla testa. L'indrinta gli spirit fulata, gli le masche. Sa spa cosa che trovi quando che vadi a sgatè. E per li passa, vai, non è troppo narzig. No, mi dice musi me dai, ma chi è che va davanti con i suoi commerci, che viva tranquillo, allora non me la due soldi in saccoccia, ma che sta tranquillo, che si mangia i suoi marenghin, che va all'ubergi, neanche pensate che fa in la montagna. E per proprio fa pertus che piena pera, la campandoira, fa pertus in l'acqua, e voilà, e se c'è niente, per niente male, no? Ma chi ha niente da fare, chi ha la via in testa al pertus. E qui Monsuca sono arrivato tanti anni appresso. E coloro parlavano del pertus. E ne parlavo, poi parlavo tra loro, poi anche queste scrivivo, guardavo, scrivivo. Boh, e dico, ma che queste sono pas tanto. Sono pas tanto in tal so, manca qualche jobbia, sono pas proprio tutti centrati. Poi sono dai via. Poi le torna a arrivare in auti, poi sono tornato qui prima, insomma, in via vai, che sia Bardoneccia, Iuberge, ero tutti pieni, e trovavi neanche una tavola in piola bella in bicchiere di vino. Ma una roba da madre, ma giusto, meno male che ti staghi via da Bardoneccia, che ti la tua amianda, le tue vacche, le tue crave, tua brava femmina, e vive tranquilla, anche senza neanche cosa sono i pertusi nelle montagne, e senza neanche lungo il treno, e vive l'istesa, svivo l'istesa anche senza il treno. E allora diceva che tutti questi musei arrivavano, io guardavo, sì, e giù e là. E poi un bel dì, insieme a questi musei, all'ancamera arrivai caria, d'ogni ben di Dio, e tocca vai e bosche, e pale, e picche, e tocca fare, e volevano camminare da sì e da là, e poche panengano intera su, et ca nunca finio papì, e che il papì, e mi furono un paese, e mi furono un paese, cardime pure, cardi al vostro, Michele, il buriché, che l'hanno fatto un paese. Bardoneccia la conosci, papì, e gli era una pillatura proprio a Monla, in cantone, e per il resto, e tutti gli ubergi pieni, e tutta sta gente forestiera che parlava, che capiva un sacramento di lonca di Dio. Poi c'era quei due che era grammato, aveva fatto attenzione, la sera andavo in piola, perché poi volavo le patelle, perché si inciucavo come te, niente cognizione. E allora quando era parai, Michele il Burichè acciappava il dui da cupe e sghiava via,
perché poi magari l'indomani arrivava i carabinieri, arrivava la giustizia e magari quei due all'era piace una farleca la pancia, la più fai una butonera, un'altra la via due piste, un'altra la via un braso al collo, perché il vino è una roba pericolosa senza spavore, a savete regolare. Il vino è vita, ma se ti esageri, il vino per portare fino alla morte. E Cargusto, ti meno male che ti, un bel sì, bevi d'acqua buona e il vino, ma che la domenica ne bevi e allora va ben parai. Dopo che l'hanno camminato tutti questi lavori, e continuava a arrivare gente, e continuava a arrivare sempre in via vai, ma una confusione. E lì poi dopo lanciamo a me. Ah, insomma, vedi che Michele il Burichè a Serra, quando hanno bisogno di trasportare qualcosa, quando hanno bisogno di burrico, da chi vanno al Burichè, e il Burichè è lì, è pronto con il suo burrico, al servizio. E allora lei fitaia in me burrico e lì stiamo su, montavo su per la montagna, montavo su verso il Col de la Roba, montavo su verso il Frejus e da sì e da là montavo e poi appiantavo il pichet e poi alla via da fe tubo d'autun e l'autunno con il veder davanti da rebar e abbeicavo dentro sti tubo e poi ammarcavo il numero, che numero e mi da giù da presi portavo il mio burrico che arrabastavo su un caborio e loro un po' da sì, un po' da là, insomma per fare la curta passà quasi 2 anni su e giù per la montagna con tutta sta gente e poi era con mirador che andavo su e facevo piglie e facevo montagnole pera e poi piantavo un paluc da sì e poi piantavo un paluc da là e poi calavo, montavo, calavo, su, giù e poi bene brutto, vabbè, tante volte con la pieva, con gli orisi, certi temporali, certi orisi che le crepatrone e qui lì, misuravo, non avevo paura di niente, tra me diceva, come diria ti questo, qui lì sono imparati col diavolo, non ha paura di niente, e per niente che gli sbarò a sta gente lì. Ma loro misuravo. Poi un bel dì, all'andime Michele, noi pagommo il lungo ma pagommo il burrico e sono andati via tutti. E mi l'hai detto, va sapere cosa diavolo che l'hanno combinato, cosa che avevo fatto, a parlare sì. E intanto continuavo a arrivare macchinari, roba mai vista, ma ti gusto per il pa, immaginate, te che c'è restato le scandamuse, il sigillin, il subber, il fausete, e la massoira, ma ti dovevi vedere la roba che l'avevo, i macchinari, e poi un bel dì all'hanno fatto, qualche marca con il Gisa insieme alla montagna, proprio laggiù dove cammina da fianco alla doira che va in giù da Rosmol e da lì hanno camminato a batte con le masse e con gli scudi tenia lo scupel e l'auto lo girava e un'auto terza battia con la massa ti tun e poi per volta guarda ma mi era lì con il mio burrico che portava la roba e portava anche da mangiare, da bere con la gente lì e guarda ma picche, pucche, ticche, tac, batte un chei, bat domani, amnesia fuori per tus. E per tus dentro la rocca. Oh, ma dico, guarda ma che roba, fa per tus tutta la rocca, ma è per tus cit. Però ne facevo un bordello, ne facevo tutto un rel con queste cose. Poi ne arrivava un altro, alla via un butalin, e da dentro sortia fuori
la puer nera, quella che Giacu adora per andare a casa al Camus, al Buchetin, all'Eleu. E allora lei dice, ma guarda, ma ha capito la puer nera, lo lì è una roba che scioppa, va a fare attenzione, e me le dite me burrico, che avete fatto attenzione, che me burrico per si sbarru, scappo via, ti vedi mai più. Allora lei fai parare, lei piai me burrico, lei groppai tutti, li portai da parte. E poi patapum, certi sciopano dentro con la montagna. E la rocca si sfrisava. E la rocca amnesia giù, tutta toc. E poi arrivava tante squadre con i car, con le pale, con i piedi che accarriavo tutti sti tocche pere rotte e i brabastavo via e i portavo si pandò al diavolo che porta. E per portare via le pere, e come serviva? Era i car, era tutto, ma serviva il burrica di Michele. E allora dico, ma sì, ma il burrico bastava mai. E allora prima occasione, sono andato al mercato giù a Uls e lei cattata altri burrico. Ma bastava mai il burrico perché porta son, Michele, tu il burrico per fare son, Michele, tu il burrico per fare là. E mi comprava il burrico e ciappava il sol perché questo pagavo, se pagavo. E allora, tanto a forza di fare tutti sti pertus e tutte ste mine, sti scioppi per la montagna, pian pianin, guarda ma lì, all'era divertisse un pertus, ma un pertus grosso, per fare un pertus cit, un pertus che era ancora di quelli come cattuano, giusto? Quasi come su figa la fnera. Pertus neer, e poi sto pertus andì doblaut, un crep doblaut, un cartone pere doblaut, e il pertus si slungava e sortia sempre da te pere, miracolo, a volte cambiavo colore, a volte ero pere più grise, da altre volte ero pere che smiavo d'argento, che mi diceva guarda macca la trova l'argento, fumma attenzione che trovo per i copalor. E poi da altre pere bianche, quelle pere che fanno le splue quando che ti batti, dure più il ferro. E intanto i fre a fasio d'aute punte e questi abbatio con le masse andasi avanti. E per fare la curta me cargusto sta storia all'andata avanti per 14 anni. E, e mi continuava a presteie, a fiteie i miei burrico, perché il burrico servivo per portare fuori il materiale e poi un bel dì arriva una caria da drova che mi l'hai mai vista tocca ferro, bare, ma una roba che savria pa cosa dite mine su fino a sbariuame quando che l'hai vista che scarriavo tutta quella roba. Poi a iera tre coi monzù lì, ben vestiti, con la barba nera, col cappello a tubo, e un e questi smiava un po' il caporion, e me che scutava, lei sentì che a lui chiamavo ingegnere, gne. E mi dico, ma ingegnere, sarà il suo nome, si chiamerà ingegnere. E, e poi andì, mentre che mi faceva i miei affari con i miei burrico, alle arrivaie un e diciamo, la spavista ingegner sommelier. Ma me sommelier sapria pa cosa dite. Mi sai che i miei burrico apporto le sobe, ma sommelier sarà un che fa le sobe, le sumà per i burrico, non sapria pa dite. Perché sì, la mandava a quel paese e le scappa via. Dopo
poco tempo, varlo là che parla insieme a uno e quei monsu lì, quei gne, quelli lì con il cappello a tubo in testa. Ah, lei dice, guarda, allora col che fa le sommelier, alle che lì, la scapì. E allora adesso da quel momento lì mi sentia fino a più importante perché sapeva che lì la via fino a parlare una volta lei parlava e che la gli disse monsieur che faccia attenzione che si intrappa perché bene lì hai droghe che sghio pericolo di sghie e ecco un po' giassa vedi che a volte mi viene da cachetto per quelli che conto queste robe ma per passa per dopo un passa e allora giusto capisci il mio burrico avanti andare e poi allora camminare a buttare insieme attacca insieme a tutti sti tocchi di ferro tutte ste bare e alle noi fuori una specie di ma un cartone, un ker, ma grosso, e alla via tante rue di ferro, e facevo correre insieme ai binari, lui chiamava le rotaie, no? E ero bare di ferro, e le rue a correre insieme con le bare di ferro. E che mi, lei dice, boia fa, ma guarda Mac, come che giro bene insieme con le rotaie van fino a me che quando che i ker con le rue bot il sercet fer van per la strada in mezzo alla terra e in mezzo alle pere invece lì insieme agli pagnoni e pere alle tutte soli e avan che è una meraviglia e difatti cosa che facevo ma anche il pertuso mi sia più lungo i miei burri che tiravo i cariat pere per portarli fuori e i caretta a cure io insieme a quelle barre di ferro lì con le rotaie come chiamavo loro e allora molto più meglio e allora con tutto col castello con le rue all'ampusarlo tutto in drinta e per pusarlo diventava un po' pussello e un po' tirello e cosa gli serviva? Gli serviva i burrico di Michele e allora Michele alla prestaia il burrico e all'attaccare 7 o 8 e tira col sacramento lì all'andata in drinta al pertus che poi alle pinem vedusse perché in drinta col pertus all'era più scuro che la bocca del leu e te c'eravi niente e tutti quei che entravano e quei che sortivano all'avio il lume a ogli e per passeggiare perché in dritta era talmente scuro che l'avrei proprio dovuto marciare e invece loro in dritta a travagliavo e mi una volta e sono fame coraggio c'è giusto perché c'è messo un po' fichetto un po' curioso e allora sono infilato insieme a un mio burrico che portava in dritta il ker, vedi e sono montato dritto al ker, sono fatto portare dal burrico, sono fatto portare in dritta la galleria. Ecco il pertus, camminavo a Ciamelo, la galleria. La galleria. Un'altra parola nuova, un'altra parola drola che mi non aveva mai sentito. La galleria. E quando sono stato in dritta, tutto scuro, e ma che pochi di lumini da banda a dritta e a mancina ogni tot di metro ogni tanti metri era una niccia e in dritta la niccia era un lume e allora io che prima c'eravo niente perché era notte e poi per volta l'han camminato a fare come qui diciate l'han camminato a scegliere e sceglieravo e vedevo andò a candasia ma burrico con il cardo e mi era settata in dritta e alla portava in dritta finché sono arrivato a una bella mira andò a cagliere tutti coi rusconi che con picche e pala appiavo le pere e campavo in dritta i cartoni
E allora lei dice, Michele, belle sì, allenare al posto per te, belle sì, alle pinane, un posto tranquillo. E allora lei aspettava che i fusa torna in che tornava ad andare a cariare droghe, pere, e pian pianotte su a camminare. Ma lei marciava, era lunga la strada, e marciava una bella breva prima torna certi fuori e vede il sole. Oh, non abbiamo neanche impossibile, da tutto quello notte, tutto quello scuro, andremo a quella galleria, là, la luce del sole, torna il sole che mi imbalucava, e all'andame 10 minuti prima che riuscisse a tornare a scegliere tutto da bene, perché il sole mi l'aveva perduto l'abitudine del sole, io ero sbarriato, ero affaittato a quella notte della galleria. E come sia la galleria andava avanti, titin, titun, titin, titun, e continuavo a portare fuori roba. E poi un bel momento hanno camminato, abitare per terra, a mesa con le due barre di ferro, a mesa con le rotaie, l'hanno camminato abitare a tubo. Era attaccavo under, era l'auto, e tubo, che mi... E pensava, per gusto anche te l'avrei chiamata, ma dove andranno con tutti quei tubi? Cosa che porteranno dentro quei tubi? E poi quei tubi a sortio, tutti da una grossa che l'avevo tirato su lì, da così andò a camminava sta galleria e dentro sta qua gli entrava una bialera grossa deva che venesia giù, l'avevo fatta una bialera che piava leva della doira dello small su out e la facevo venire giù a una forza con leva che l'avrei fatto girare 50 melini e invece entrava dentro a quella qua e da lì a sortire al tubo e che e sono dime ma come è possibile che gli entra l'acqua e sorte il tubo e dentro al tubo cosa è che sarà? La mia curiosità, sempre il gusto perché me sono curioso nel gusto e allora dato che lei dite Michele hai fita i suoi burrico e senza il burrico di Michele allora potrei neanche più lavorare dove vengono un burrico da chissà dove magari da Susa o fino da Pilogna e allora andì e lei più il coraggio a due mani e sono avvicinami a uno con i monsi lì con i gne lì che con il tubo sulla testa nera, la barba nera, grande, tutti vestiti da bene e lei dice come scusa con lì alla capime perché alla capime però alla rispondeva in italiano perché allora parlavo italiano poi c'era d'altro che parlavo francese ma qui che parlavo francese un po' meno mi capisco perché nostra moda è mia il francese noi parliamo in una maniera che è quasi come il francese e poi abbiamo tanti parenti ma tanti amici e le nostre famiglie sono mesciate con cui che sono da là da Modane da San Michel, e abbiamo diciamo Michela, di San Michele, e poi San Jean, le bella, e allora se parlavo francese un po' meno capivo. Allora Gazella risponde mi dica signor Michele, mi sono guardato in giro e dico ma è nient'altro signor Michele che parlerà insieme a me quando dice me ma ognuno chiamava signor Michele e poi visto che era nient'altro e allora sono renduto conto che parlava proprio a me e allora mi lei dice che mi scusa ma angava una curiosità angava la nata cosa che passa dentro a sti tubo è chiaro come se mi l'avesse chiamata la cosa più folle di tutto il mondo
guarda sbetteria fa, ma signor Michele, dentro quei tubi lì ci passa l'aria compressa. L'aria compressa. Ma con Dio calelo lì, ma è nata mascuneria, lì è nata roba, l'aria, le aria che compressa. Allora con Monsieur la vis che me la viene a capire, le neanche fai finta di non capire, ma proprio la viene a capire, allora la spiegava, allora la dime, vede signor Michele, dentro questo stabilimento ci sono delle macchine che si chiamano compressori e usano la forza dell'acqua per comprimere l'aria, per schiacciarla. Oh boia farle di me. Ma l'aria come fai a sgnacchiarla? Me le provo a pistela e salto in ballo, ma riesco mai a pistela. L'aria sghia via per i papi stela. E che era la dime? È una cosa un po' complicata, signor Michele, ma mi creda, dentro questi tubi ci passa l'aria compressa, l'aria in pressione e ha la forza di 100 dei suoi somari, i miei somari. I miei somari sarei i buric, ma burriche sono per i somari. Mi vorrei quasi dire, ma che guarda che somaro sarà chiel, ma poi chiel all'era troppo con la barba nera, troppo ben vestito, troppo grande, col cappello a tubo, allora per me comunque a dire che le gne peinang aveva la dita e allora sono stai zitto, però vede questo del mi poi dite che dentro a quei tubi passava l'aria compressa, è una bella roba, una bella roba. E col belli feie che mi car gusto le parai e dentro i tubi passava l'aria compressa e i tubi camminare arrivene tanti e il travaglio andasi avanti, pitic, pituc, porta fuori, porta dentro al tubo, porta dentro al macchinari e sempre avanti andrei. Insomma, per fare la curta, il travaglio le dura 14 anni e dopo 14 anni et garantisco che me et Buricu le dune che te d'auti, tanti, perché tanti di me Buricu dopo aver lavorato per un mese, per anni avanti andrei con la galleria, ero un bel sport e asciupavo lì senza forze e quei due mi ria fino a 30 mentre che tiravo il carretto. Ma allora pagavo e mi catavo d'auti burric e quindi per me andasi a ben imparare finché, come diceva, lo dico con te giusto, finché gli gallerie che tu il burrico perché tanto non pago. E allora andasi a ben imparare. E poi un bel dì, sono una settimana fa, l'hai visto un movimento tutto un po' diverso dal solito. Erano camminare veie diverse qui monsu lì, d'auti che l'aveva mai visto. E poi le rivaie di soldati, le rivaie di ufficiali, le rivaie qui lì che hanno tutte con le righe d'oro sul capello, sulle mani della giacca. E che poi alla dime che qui lì sono i generali e tutta sta gente, io ero lì, asmiava che aspettai su chissà cosa. E poi con belli feie, arriva la vigilia a Natale e con i monsu lì, ma non quel che la via spiegava l'aria compressa, no, no, te qui gne, alla dime Michele, signor Michele, venga anche lei dentro la galleria. Siamo giunti al momento finale. Questa notte cadrà l'ultimo diaframma. E allora sono camminato con me, un po' a pe,
un po' si mancherà tirare un burrico, un di me burrico. E insomma arriva dopo, l'ho marciato quasi 2 ore, dai, quasi 2 ore prima di arrivare. Insomma arriva una bella mira, andò che l'avevo pronta tutta una serie di lume, l'avevo illuminato tutto il fondo della galleria che si sceglieva così bene. E allora lei dice, ma adesso cosa capita? E adesso ero tutti lì che ascoltavo e lei subito mi ascoltò con me e sentia batti, sentia la montagna che tarmulava, tutun, tutun. E che lei dice, ma guarda Mac, sarà il terremoto. E allora cosa che devo fare? Mi quasi quasi che me ne vado perché sì, il terremoto droga tutta la montagna sulla testa, restiamo sì e fuma la fine del rat e pigliun che trova sotto tutta questa montagna che l'uomo insieme alla testa. E invece tutto un momento alle sentisse una sciupatona ancora più forte che su un centimetro mule tutto figa le gergiatule dentro le braie e alle piana current d'aria che il mio capello salta via dalla testa e alle volà chissà dove. Poi lei poi trovare l'anta in cantone, tutto sporco, tutto pieno di puer. E, e dall'altra guarda che la puer alle chità il film che era dentro a quella galleria, in quel cantone, in mezzo a tutta quella gente che adesso criavo, battio, vive la France, vive l'Italia, viva l'Italia, viva il Piemonte, viva sì. E tutti criavo, tutti saltavo, poi si imbrassavo, e imbrassavano con me e mi imbrassava a destra, a sinistra, e gente che l'aveva mai vista, e tutti che ero contenta, facevo festa. E poi l'hai visto col Pertus, e dall'altra parte del Pertus era d'auti come noi auti, era d'auti Buricu, era d'auta galleria, al Pertus alle faite criavo, nous avons percé, criavo cui monsieur che parlavo francese, e si strangivo le mani, e sbattivo le spalle, e poi le arrivai bassa vai da due, un butalino di vino e allora camminava bene, a destra, a sinistra, e andiamo da bere con me, lo mi bevi tutti, lo mi fai festa. E era la notte di Natale. Il Pertus era fatto. E gusto, vedi che Natale. E questo è il Natale che resterà la storia, è il Natale che l'hanno fuori alla montagna, l'hanno fatto un Pertus che adesso, se vedi, è per a Modane, senza due monte su al Col della Rope e che è giù dall'altra parte. Adesso tranquillo, però dalla spada andare su alla Pierre Menù, fa il giro della malura, camminare ore in montagna. No, adesso entri nella galleria e dopo 2 o 3 ore, dopo si stai all'oscuro e torni fuori e vedi il sole che è a Modane. Beh, non proprio a Modane, ai Fourneau, ma ai Fourneau alle come les Arnaud o come il Meleze per Barduneccia, alle Burgà, e la galleria certo un belle lì. E capisci gusto che la galleria è stata fatta. E adesso cosa si aspetta? Adesso che la galleria è fatta, adesso che il sogno è col Monsulà, è col Monsu Medai, il sogno è diventato vivo, è diventata una cosa che è. Prima era nera, era la montagna, adesso è un Pertus che entra dentro, come il Pertus nella pancia e essere fuori dall'altra parte. E allora cammina subito, arrivare
d'aute ouvrier, e le rivaie d'auti cher, e le rivaie d'aute cose, finché un bel dì all'han buttà d'aute culle bare e fer, all'han giuntaia culle che entravano la galleria e alle sentuse un rabel che mi l'avevo mai sentito un rabel parai, una cosa straordinaria e poi un siful fort e mi e sono girato e le guarda giù là in direzione volar giù verso e dico ma cosa diavolo che arriva e all'improvviso una fumera che finiva papì e poi un mostro nero insieme alle rue che amnesia nas, amnesia verso me, amnesia verso noi altri e la gente invece di si sbarriare, invece di scappare, ciappata pure col mostro che campava fuori, tutto col fumo, faceva un rabel e la gente invece, ero tutti lì che criavo, facevo festa e assupatavo il drapò e sbattivo con l'altro s'imbrassavo e allora me sono un burrichetto, vedi che sappia, me quel sacramento lì l'aveva mai visto e allora lei chiamava lei da a me che e con lei che festeggiavo lei dice ma che candisa un po' ma poi capita e chi la guarda come se la avesse a parlare con l'ultimo di Fulaton e dice ma arriva il treno, nel treno, il primo treno che arriva che adesso entra nella galleria e va fino dall'altra parte della montagna. Ma la scapì giusto, ma che roba. Il treno all'era quella lì, mica sapeva neanche cosa che era il treno, guardalo lì il treno. E poi era tutta una serie di carrozze montate le rue, ma erano i cavalli che tiravano le carrozze, no, le carrozze erano attaccate a quel mostro nero, quello lì che campava fuori al fumo e che la si tirava da presa, ero gruppo insieme e in dentro a quelle carrozze era piena di gente che buttava la testa fuori, buttava fuori i bracci e criava, salutava, faceva tutti festa. Basta, una cosa mi gusto che guarda, a Cuntela a smia nemmera, una roba impossibile da contare. E mi era lì, e che difatti lei dice, ma guarda ma che roba, e se devo pensare che tutto sì, alle stai fai in questi anni, che mi era sì, e alla fallo, et co, una fresa, merci ai me buric. Ciao Augusto.